Però il caso Schiamazzi a Cormons sarebbe una notizia di cronaca. Ma dai, ma per favore! Già nel corso dell'estate avevamo realizzato un servizio su questo caso spinoso, fatto di urla, tentativi di destabilizzare la quiete pubblica e atti di insurrezione movidara che hanno innescato la miccia. Cormons negli ultimi anni ha intrapreso una brutta strada in materia di rilancio economico del proprio territorio. Abituati nei tempi floridi alla calata d'oltralpe di austriaci e tedeschi, i quali nel loro breve soggiornare lasciavano interessanti quantitativi di lire nelle tasche degli esercenti, commercianti e vignaioli del luogo. Oggi che la sterzata verso il basso dell'economia ha portato una ristrettezza evidente, il gioco non tira più come prima. Chi ha un'attività a fine mese il lunario lo deve sbarcare, altrimenti si chiude bottega. Allora per attirare la clientela bisogna fare qualcosa. La sfortuna vuole che il locale sotto accusa, il noto Jazz and Wine, sia ubicato nei pressi di un'area dove vivono persone non molto adatte a far comunità. Senza entrare a gamba tesa, come sarebbe giusto fare in questi casi, la vicenda Schiamazzi a Cormons si potrebbe chiudere subito, ma l'amministrazione comunale di sinistra da una parte e l'opposizione di centrodestra e di centrosinistra dall'altra nicchiano, uscendo ogni tanto con sparate che fanno capire a chiare lettere come la politica sia talmente scaduta di livello da far rivoltare nella tomba pure Massimiliano d'Asburgo. Una volta da queste parti c'era l'Austria-Ungheria con le sue regole talmente chiare e limpide da mettere d'accordo subito sul nascere le eventuali controversie, ma oggi l'italianizzazione di queste terre ha portato al caos totale, perché chi paga le tasse, versa l'ICI, mantiene famiglie da lavoro regolare ha meno diritti di chi si mena la viola, vive in case pagate dal comune e percepisce pensioni e vitalizi alla faccia nostra. Non resta che dire, Cormonese alza la testa prima che te la tolga, alla prossima forse. Ci va. Canto poi il cantante, però canto solamente per amore. Continuano i lavori di riqualificazione della strada regionale 305 dal suo chilometro zero, posto in prossimità dell'intersezione con la regionale 56 per Gorizia, e la zona artigianale industriale di Mariano del Friuli. Le Ruspe hanno già ultimato l'invaso relativo al nuovo tracciato che andrà a rendere più scorrevole e sicuro questo importante tratto stradale. La demolizione del viadotto tra Mariano e Corona è in fase di ultimazione, già per fine mese si dovrebbe iniziare a intravedere la costruzione della nuova rotatoria. In fase avanzata anche la nuova variante che bypasserà il centro cittadino del paese friuli-isontino, utilizzando il tracciato della mai terminata linea ferroviaria Cormose di Puglia. Anche la costruzione in loco del ponte sul torrente Versa, tratto nord della nuova arteria, è ben avviata. La grande rotonda che sostituirà l'attuale svincolo tra le due regionali nei pressi del ponte sul fiume Iudrio, a cavallo dei comuni di Cormons e San Giovanni Natisore, è già in fase avanzata. Restano come sempre in questi casi, dovuti nelle ore di punta, alla forte mole di traffico e disagi. Ricordiamo agli utenti che la 305 è percorribile su una sola corsia nella direzione Udine-Monfalcone con velocità ridotta a 50 e 30 km orari, mentre per chi da Monfalcone dovesse raggiungere il capoluogo friulano, deviazione all'altezza del bivio di Angoris, percorrere l'omonima strada provinciale in direzione Cormons e da qui entrare sulla 56 direzione Udine. Una cosa è certa, se non ci saranno intoppi, a fine marzo 2012 sarà tagliato il nastro inaugurale a un'opera attesa da oltre 40 anni, visto che siamo in Italia, meglio tardi che mai.